Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un prestito da 35.000 euro trasformato in un incubo, tassi fino al 140% e oltre 120.000 euro restituiti. A Caltanissetta scatta la stretta sull'usura con 2 indagati già detenuti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta si allarga anche a possibili infiltrazioni nel tessuto economico locale. Nessun disperso sotto le macerie e questo è l'esito più importante dopo il crollo di una palazzina a Licata nell'Agrigentino. Il boato ha fatto temere il peggio, ma le ricerche hanno escluso la presenza di persone coinvolte. Sul posto un imponente dispiegamento di soccorsi tra vigili del fuoco, unità cinofile e squadre specializzate. Ora resta da chiarire cosa abbia provocato il cedimento dell'edificio. Clima di tensione invece al centro smistamento delle poste di Catania, dove in pochi giorni si sono registrati 2 allarmi bomba. A far scattare le procedure di sicurezza alcuni plichi sospetti confezionati per simulare ordigni e bloccare le attività. Sul posto gli artificieri della polizia che hanno escluso pericoli concreti. Indagini in corso per individuare i responsabili. Maxi blitz nel carcere Cavadonna di Siracusa, dove la polizia penitenziaria ha sequestrato 67 cellulari e droga durante i controlli straordinari. Un'operazione imponente con circa 300 agenti che ha colpito un sistema illecito definito radicato. Possibili trasferimenti di detenuti per ristabilire sicurezza e controllo, mentre sullo sfondo resta il nodo del sovraffollamento della struttura. E in chiusura irregolarità diffuse e controlli a tappeto nel centro storico di Palermo, dove i NAS hanno acceso i riflettori su abusivismo e gravi carenze igienico-sanitarie. Nel mirino diverse attività tra ristoranti, bar e pub con violazioni sulla sicurezza alimentare e occupazioni abusive di suolo pubblico. Scattano sanzioni e provvedimenti mentre i controlli verranno intensificati nei prossimi giorni. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.